Marco è come tutti, sogna il suo futuro, non ha paura e se serve può lavorare duro. Lui ci ha provato ma a scuola gli è andata male già. Marco ha deciso quest'anno si parte militare. Lascia l'amore e la famiglia e chiude nell'armadio quella sciarpa e lo striscione che portava in ogni stadio. Il tempo passa la domenica sempre alla radio, giornate in curva che ormai vede di rado. Marco è capace e se ne fotte di gradi e stelle. Lui non vuole un mutuo di 40 anni sulle spalle per un pezzo di paradiso sulla terra. Marco parte in missione di pace ma per fare la guerra la paga è buona e dopo tutto manca poco. Ancora qualche mese per raggiungere il suo scopo. Promette di sposarla se esce vivo da quel fuoco. Poi l'altare, la casa, magari un figlio poco dopo. Sì, ma intanto vede quello che non vuol vedere, gli occhi di un uomo che non vuol morire. Gli punta il suo fucile, Marco non ce la fa più, è stanco di sentire quelle urla dei bambini, non lo fanno più dormire. Butta giù, chiude gli occhi perché l'unica salvezza. Fa i bagagli, mette dentro solo colpe d'amarezza. Torna a casa, vede i suoi, è tutto pronto per la festa. Marco sa che la sua vita oramai non sarà più la stessa. Comunque vada sono urla nel silenzio, ma così forte che si spezza la voce. Forse inutili quanto trovare un senso, un posto dove piantare la mia croce. Come non puoi sentire un urlo nel silenzio, in fondo al tunnel non si vede la luce. Se questa vita ogni giorno avesse un senso dentro, potrei trovare la mia pace. Marco è stranito, stordito, scioccato, ha i soldi in tasca sì ma non si sente appagato. Giù nei Balcani tirava un'aria strana, ancora la sente ed è passata già una settimana. Ne passano 2, non si riprende, quello che sente è che qualcosa in lui cresce rapidamente. Non sta bene, è a letto con un linfoma nel petto ma non ha paura, con la cura tornerà perfetto. Ma le prime voci, prime testimonianze di soldati come lui nelle stesse circostanze. Adesso prime morti causa un ragno impoverito. Marco trema, ha capito in che trappola è finito. Passano gli anni tra chemio e trapianti, mentre attorno a lui sono spariti tutti quanti. Abbandonato nel silenzio più assoluto, dove sono le istituzioni, ora ha bisogno di aiuto. Il ragazzo realizza, devo combattere da solo. La famiglia, lo Stato, è tutta colpa loro. Padroni dell'informazione occultano le prove senza cuore, non gliene frega un cazzo di chi muore. Marco negli ospedali continua a trascinarsi finché il dolore è tanto e deve fermarsi. E al destino è costretta a darla vinta, torna in Sardegna per la sua ultima partita. Comunque vada sono urla nel silenzio, ma così forte che si spezza la voce. Forse inutili quanto trovare un senso, un posto dove piantare la mia croce. Come non puoi sentire un urlo nel silenzio, in fondo al tunnel non si vede la luce. Se questa vita ogni giorno avesse un senso dentro, potrei trovare la mia pace. E in un reparto al Santissima Trinità, orario delle visite, amici, mamma e papà. Lui peggiora di ora in ora, sì è l'unica novità nel silenzio assordante delle autorità. A un certo punto una chiamata dal ministero, pronto a mettere a disposizione un aereo. Vogliono pulirsi la coscienza questi bastardi. Lui fa l'ultimo respiro, per Marco è troppo tardi. E cosa resta? Dolore e rabbia nella testa, in ogni cuore di chi resta in vita. Una ferita aperta e lacera ogni convinzione. Credi nella tua nazione, bugie nella relazione della commissione. C'è chi per Marco continua la sfida, combattendo contro questo stato omicida. Nelle strade, piazze, sugli spalti, le grida onore a te, grande amico, è il coro che li guida. Comunque vada sono urla nel silenzio, ma così forte che si spezza la voce. Forse inutili quanto trovare un senso, un posto dove piantare la mia croce. Come non puoi sentire un urlo nel silenzio, in fondo al tunnel non si vede la luce. Se questa vita ogni giorno avesse un senso dentro, potrei trovare la mia pace.